Altro che gennaio, tempi corti e scadenze irrimediabili. Della cessione della Pala di Sant'Anna alle gallerie dell'Accademia si era già parlato a ottobre, precisamente il 29, e non lo diciamo mica noi, lo dice il carteggio fra le gallerie e la direttrice artistica dei musei bassanesi, Chiara Casarin, nel quale si legge chiaramente che della cessione si era parlato nel corso di una riunione che si era tenuta a ottobre dello scorso anno. La direttrice artistica, infatti, avrebbe puntualmente informato l'assessore alla cultura e il sindaco di Bassano. E qui iniziano le domande che sorgono spontanee in tutta questa vicenda. Possibile che a un sindaco assessore alla cultura non venga in mente di chiedere di quale quadro si tratti? E il segretario generale HD ha controllato e cosa ha riferito al sindaco? Possibile che il sindaco assessore non voglia vedere le carte e capire su quali accordi si basa il passaggio di un dipinto? E quale valore viene dato al patrimonio storico e culturale di Bassano, dato che il passaggio di una pala di questo valore viene gestita con una veloce comunicazione al termine di una riunione? A queste domande, che arrivano direttamente dalla città, dovrà rispondere il sindaco Elena Pavan, ma sia chiaro che uno scarico di responsabilità su Chiara Casarin, semplice direttore artistico, non può valere come giustificazione o spiegazione. Se la Casarin si è comportata così, traendo in errore il sindaco, come lo stesso primo cittadino ha affermato in Commissione Cultura, come mai poi la Casarin è ammessa a pieno titolo alla selezione per il ruolo di direttore scientifico dei musei bassanesi, considerato anche quanto accaduto con la Gipsoteca di Possagno? Domande a cui nei prossimi giorni cercheremo di dare risposte documentate.